tutti voi per la presenza veramente inaspettata. Ancora una volta la Fornace si è rivelata un luogo interessante per questa riunione. Comincio dal punto di vista ottimistico. Un bel buonasera a tutti. Io sono stato incaricato di moderare questo incontro alla presenza dei nostri due legali di fiducia, i nostri leader che ci stanno aiutando. Sono anch'io un ferito come voi a limitare la sconfitta, perché è una grande sconfitta, anche vi dirò delle cose adesso che probabilmente saprete che sono brucianti. Quindi io questa sera non voglio assolutamente mettere acqua sul fuoco, io metterò benzina sul fuoco della vostra rabbia. Però ricordo una cosa: abbiamo un ospite di riguardo, una delle belle penne economiche del Corriere della Sera, Stefano Righi, che sarà la persona che prenderà la parola per primo, perché oltre ad avere una competenza specifica in materia bancaria ed economica, ha scritto, tra le varie cose, un libro che si chiama Il grande imbroglio, come le banche si prendono i nostri risparmi, ed è un po' un calepino. Magari i calepini che arrivano dopo non sono mai favolosi come quelli che arrivano prima, no? Perché se lui l'avesse scritto prima questo qua ci sarebbe servito di più. Ma a parte la battuta, nel Corriere Economia di lunedì ci sono delle notizie importanti scritte da Stefano Righi. Per esempio il nuovo Moloch, speriamo non sia così, Atlante, che l'ha titolato Pulizie di fondo per far partire il risico. Bene, allora, per non perdere secondi in inutili chiacchiere, io ricordo che l'ordine degli interventi è prima all'ospite Stefano Righi, il quale farà un cappello di introduzione della situazione generale, e poi parleremo delle novità, delle buone notizie, nel senso della difesa o dell'attacco che la squadra dei legali stanno portando avanti da tempo. Poi ci sarà, come al solito, spazio al dibattito, ai vostri interventi e alle vostre domande. E noi diamo la parola a Stefano Righi, prego. Grazie Pinton, buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi questa sera. È un giorno particolare perché, come probabilmente sapete, oggi, questa notte, il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza ha fissato il prezzo a cui le nuove azioni verranno emesse, offerte in occasione dell'aumento di capitale che dovrebbe portare la banca quotata in borsa. Per chi ancora non sapesse, la forchetta di prezzo varia tra 10 centesimi e 3 euro. Se pensiamo all'ipotesi peggiore, 10 centesimi, significa che verranno emesse, essendo l'aumento di capitale da 1,763 miliardi, verranno emesse 17 miliardi di nuove azioni che si aggiungeranno ai 100 milioni di azioni esistenti, quindi con un effetto diluitivo pazzesco. Non è mai successo nella storia della borsa italiana che una IPO, un'offerta pubblica iniziale come quella della Vicenza, avesse un differenziale tra il braccio più basso e quello più alto pari a 30 volte, come è in questa occasione. Peraltro alle 21, al momento in cui sono entrato in questa sala, la Consob non ha ancora autorizzato l'offerta e quindi l'intera operazione, che però dovrà farsi probabilmente con nuove e più pesanti condizioni. Domani dovrebbe essere il giorno del via libera da parte della Consob, però ancora questo non c'è, quindi ci sono ancora una serie di incognite da sciogliere. Scusa, Stefano, non per interrompere, ma per fare il moderatore. Cosa sono nuove e più pesanti condizioni della somma? Cosa possono essere? Loro secondo me vogliono vedere in maniera appropriata tanto il numero delle azioni che verrà emesse, perché 17
quantità di carta che non so, neppure Fiat nei tempi belli aveva emesso, e quindi ci sono dei problemi di regolamentazione di tutela tardiva del consumatore e del risparmiatore. Probabilmente queste cose qui e altre technicality che ovviamente Consob parla direttamente con la banca e poi dice sì o no, non ha un obbligo di informazione nei confronti né del mercato in maniera preventiva né degli organi di informazione. Però, ripeto, alle 21 Consob non aveva dato il via libera. Pittone all'inizio parlava di Atlante, di questa cosa nuova e strana. Atlante arriva al termine di un percorso di 12 mesi, che sono quelli che racconto nel libro del 2015, dove nel mondo delle banche, ahimè, è successo di tutto, perché si inizia a gennaio del 2015 con il decreto Renzi che impone la trasformazione delle popolari in società per azioni, e si arriva alla fine dell'anno, il 22 novembre, con il salvataggio delle 4 banche, famosa Popolare d'Etruria, Banca delle Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti. È un'operazione voluta dal governo, un'operazione che tocca 4 banche che tutte assieme non fanno l'1% del totale degli attivi, quindi 4 banche sostanzialmente piccole, che però, ahimè, inducono a disperazione. Ricorderete certamente il caso di Civitavecchia, e anche in quel caso lì a grosse perdite. Il governo, il Consiglio dei Ministri nel corso di questa settimana dovrebbe emettere un decreto legge che punta al rimborso degli obbligazionisti dei 4 istituti. Si tratta di 10.530 casi per un totale approssimativo di 339 milioni di euro. È un intervento che si dice dovrebbe essere articolato in 3 blocchi diversi, uno praticamente automatico e di emergenza, che va a toccare le posizioni delle persone che hanno un reddito annuo lordo inferiore ai 21.000 euro e che hanno investito pochi soldi, e poi a scalare i più grandi. Questi ovviamente sono i più deboli e quelli su cui il governo vuole intervenire subito. Non è così, ahimè, per Veneto e Vicenza, prima di tutto perché queste 2 banche non sono fallite, continua la stessa esperienza, la stessa storia aziendale, ma soprattutto perché, lo sapete bene, qui non si tratta di 10.500 persone, ma gli azionisti delle 2 banche sono oltre 200.000, per l'80% veneti, e quindi è una massa molto numerosa di soci da governare, e soprattutto la dimensione del buco non è paragonabile. Se di là sono 339 milioni, di qua tra Veneto e Vicenza siamo sull'ordine dei 23 miliardi di euro. Siccome vedo pochi minorenni in sala, 23 miliardi di euro sono 45 mila miliardi di lire. Ripeto, 45 mila miliardi di lire bruciati in 3 anni. 16.000 sono sostanzialmente di valore azionario. Prendiamo la Vicenza da 62,5 a 10 centesimi. Poi ci sono le perdite a bilancio che cubano negli ultimi 3 anni tra le 2 banche 4 miliardi, e i prossimi aumenti di capitale 23, una cifra enorme. Considerate che Vicenza, realizzato l'intero aumento di capitale da 1,7 miliardi, da 1,763, varrà in borsa tra 1,5 e 1,8, il che significa che senza l'aumento di capitale la Vicenza oggi vale 0. Questo lo dice il Consiglio di amministrazione della Popolare di Vicenza nel comunicato di questa mattina alle 8, dove appunto dà conto della riunione che si è conclusa in nottata. Prego.
possiamo fermarci qui, Stefano? Ti volevo dire soltanto di Atlante. Ecco, alla fine di tutta questa corsa lunghissima per il fiato nasce Atlante. Che cos'è? È un fondo sotto una società di gestione del risparmio privata che già esisteva, a cui hanno contribuito sostanzialmente tutte le banche italiane, quelle che potevano permetterselo, la Cassa Depositi e Prestiti, che è il Ministero dell'Economia, e stanno cercando di coinvolgere anche le più grandi assicurazioni. Che cos'è? È sostanzialmente un consorzio, una ciambella di salvataggio che dovrebbe disporre rapidamente di 5 miliardi per intervenire a Vicenza, a Montebelluna e successivamente nel portafoglio di crediti deteriorati del Monte dei Paschi di Siena, per porre un argine ad un problema gravissimo. Grazie. Bene, ricordo per qualcuno che è stato all'assemblea di Vicenza, la prima, quella che eravamo blindati nei capannoni di Perlini, e feci un intervento e consigliai il commissario anziché il aumento di capitale, perché avevo proiettato un valore di entrata in borsa di 0,50. Non mi ha creduto nessuno, però adesso avrei avuto ragione. Sentiamo Moschini cosa ci deve dire. Sì, grazie a tutti per essere qui, ringrazio appunto anche Stefano Righi della sua presenza. Si sta verificando quello che, devo dire la verità, noi dicevamo sin dall'inizio, e che cioè queste due nostre care banche popolari sarebbero state acquisite per pochi soldi appunto da una grande istituzione finanziaria. Atlante, da quello che ho potuto leggere, pone molti interrogativi sotto diversi punti di vista, però la prima impressione, diciamo, è buona, sembra che sia appunto un qualcosa di positivo. Ecco, c'è anche la sensazione che sia stato fatto nascere per forza. Voi sapete che Unicredit si era impegnata a garantire l'inoptato dell'aumento di capitale a Vicenza. Si è resa conto, appunto, la stessa Unicredit che il mercato avrebbe risposto appunto a questa offerta di adesione all'aumento di capitale in maniera diciamo freddina, e quindi sarebbe stata costretta appunto ad andare ad acquisire molto di più di quello che avrebbe voluto in realtà fare, e di conseguenza, questa naturalmente è la mia impressione, ma insomma è quello che ho potuto anche leggere su diversi articoli, che appunto Atlante sia stato fatto nascere anche per questo, proprio perché Unicredit, c'è anche stato un incontro a Palazzo Chigi una decina di giorni fa proprio sulla questione, si era, diciamo così, tirata indietro, e naturalmente se si fosse poi tirata effettivamente indietro, il problema sarebbe stato sistemico, e di conseguenza appunto è stato fatto nascere Atlante, che come ricordava appunto Righi è un fondo al quale hanno contribuito le fondazioni, la Cassa Depositi e Prestiti e diverse appunto banche. È un fondo chiuso, riservato, ma i soldi dentro li potranno mettere anche diverse altre banche, quindi appunto la speranza è quella che i soldi a disposizione di questo fondo aumentino, e che di conseguenza poi gli aumenti di capitale delle banche che si trovano in difficoltà possano essere appunto garantiti anche da questo fondo, che in sostanza stende una sorta di rete di sicurezza sul prezzo degli aumenti di capitale, e poi va anche appunto a operare nel mercato dei crediti deteriorati, delle sofferenze, che in Italia è un mercato estremamente delicato, proprio perché sono circa 200 miliardi di sofferenze, 350 miliardi di crediti deteriorati, di cui 200 di sofferenze, che in sostanza restano lì, nessuno li rileva e vanno poi appunto ad appesantire i bilanci delle banche, e non consentono poi naturalmente alle banche di operare come dovrebbero. Quindi ecco, questo su Atlante. Un altro appuntamento molto importante, lo ricordo come un flash, l'assemblea di Veneto Banca del 5 maggio prossimo. La faranno a Marghera. È importante esserci, è importante prendere parte, votare, perché si discuterà anche in merito all'azione di responsabilità da intentare contro la precedente gestione. La precedente gestione, che sapete, è la responsabile della situazione in cui si è venuta a trovare la banca. Bisogna votare sì a favore
azione e responsabilità, e quindi ecco, dovete essere presenti. Sapete che potete anche delegare appunto, se non potete andare potete dare la delega, quindi ecco, siate presenti. Se non potete essere presenti, delegate. Io qui ho delle deleghe, quindi naturalmente se c'è qualcuno che sa già che non potrà andare mi può delegare, è una cosa che io faccio volentieri, la devo già fare per diversi azionisti, quindi se c'è qualcuno che intende delegarmi io qui posso raccogliere anche le deleghe. Ecco, io chiuderei, passerei la parola. Allora, grazie all'Avvocato Moschini per il primo intervento. Adesso io passo la parola all'Avvocato Calvetti, al quale chiedo aggiornamenti importanti, ricordando una cosa a tutti i presenti e anche a me stesso, che Bedoni, amministratore presidente della Cattolica, socio importante della Banca Popolare di Vicenza, ha votato no contro l'azione di responsabilità. Ma com'è possibile che si voti no contro l'azione di responsabilità, Avvocato? Allora, intanto vorrei proseguire per un attimo le ultime affermazioni del collega Moschini. Vorrei così aprire una parentesi brevissima e poi darvi concretezza sulle cose, perché tutta questa politica, questa massoneria finanziaria, tutto quello che sta succedendo, diciamo che per noi è nausea, è voglia di vomitare, è voglia di girare pagina, è voglia di dimenticare ed è voglia di non leggere più i giornali. La nausea che è arrivata ormai al culmine è determinata sostanzialmente da questo. Le 4 banche che venivano nominate prima erano 4 banchette rispetto alle rapine che sono state fatte nelle vostre tasche dalle 2 banche venete. Le hanno salvate nel senso che hanno evitato che fallissero, le hanno chiuse, hanno ceduto i crediti, hanno fatto ricchi qualcun altro e adesso danno le elemosine agli obbligazionisti. Per gli azionisti assolutamente nulla. Ma quello che che hanno architettato invece sulle 2 banche venete è molto più grave, perché sono obbligati a salvarle per il semplice fatto che sennò si troverebbero di nuovo nei problemi con gli azionisti e gli obbligazionisti. In questo caso qui le lasciano andare per il loro corso, il governo, la Consob e Banca d'Italia, che sono emanazioni del nostro articolo 47 della Costituzione che dovrebbe vigilare e garantirci il risparmio, con questo se ne vanno tranquillamente a spasso. Non solo, ma con la legge che è stata recepita dal governo italiano a partire da gennaio, cioè sul bail-in, e qui apro una parentesi, poi la chiudo, poi vi dico cose belle, concrete e che ci possono far tornare a casa questa sera con non molto di più che un minimo di speranza. Col bail-in sapete che le banche a questo punto vengono lasciate completamente al loro destino. Se devono fallire, falliscono, azionisti e obbligazionisti a scalare secondo una graduatoria che hanno istituito a livello europeo perdono quello che hanno investito. C'è poi una barzelletta che però non fa molto ridere e che potete trovare tranquillamente su internet. È il fondo interbancario che garantirebbe, secondo le dichiarazioni di tutti da sempre, i famosi 100.000 euro nel nostro conto corrente. Bene, è una ricerca semplicissima che potete fare su internet. In questo momento ci sono 427 miliardi di depositi nelle nostre banche, alla faccia dei tedeschi. E di questi 427 miliardi solo lo 0,4% c'è di garanzia sui depositi, cioè 4 euro su 1000. Voi capite che è una barzelletta quella dei 100.000 euro garantiti. Verrebbero garantiti probabilmente 40 euro. Questo soltanto per la cronaca e per dirvi che siamo in uno stato di guerra. Abbassare la guardia e pensare di tenersi e di tenere i soldi dentro nelle banche è una pura follia. Io non sono un consulente finanziario, quindi non so assolutamente darvi istruzioni per l'uso, ma sicuramente questa è una cosa che dovete sapere. Chiudiamo questo argomento e passiamo alle cose
più concrete. Facciamo gli avvocati, non facciamo i politici, non siamo finanzieri, ce ne freghiamo completamente di questa massoneria finanziaria che si è associata alla politica e pensiamo a recuperare i nostri soldi. Ringraziando Dio abbiamo dei procuratori che stanno lavorando alacremente e proprio questa mattina mi è arrivata la notifica che tutti gli azionisti che hanno sottoscritto l'azione collettiva con noi sono stati dichiarati parti offese nel procedimento penale e tutti gli indagati sono indagati per aggiotaggio e falso in bilancio. Era quello che attendavamo da mesi perché il falso in bilancio e l'aggiotaggio ci consente tranquillamente di pensare di poter recuperare tutto quello che verrà determinato come minor valore concreto rispetto alle ipervalutazioni fatte nel tempo. C'è una legge, la numero 39 del 2010, che diciamo che non c'è più una flebile speranza nel recuperare ciò che vi è stato tolto. Si tratterà semplicemente di ottenere una valutazione più corretta possibile di quello che era il valore quando al 31 dicembre del 2013, quando cioè sono arrivate al picco di valutazione, cioè 39,50 togliendo il 40,50 dell'anno precedente, 39,50 e 62,50 per la Procura di Vicenza. Ci sarà un minimo di scarto legato a quella che parallelamente avrebbe potuto essere nel mercato aperto una svalutazione da naturale frequenza di mercato, ma tutto si dovrebbe fermare comunque ad un ragionevole recupero dei vostri investimenti. Poi ovviamente all'interno di tutti i casi ci sono i casi di concentrazione, quindi di acquisto di azioni quasi esclusivamente delle due banche, che comportano una maggior gravità del fatto, i finanziamenti effettuati per l'acquisto delle azioni, i finanziamenti con obbligo di sottoscrizione delle azioni e via dicendo. Tutto questo è quanto io tenevo a dirvi questa sera, a prescindere da quello che sarà il futuro della banca. Tutti speriamo che comunque la banca vada avanti, non fosse altro che per i dipendenti che sono circa 12.000 tra l'una e l'altra banca e quindi famiglie che comunque andrebbero sul lastrico. Questo è quanto per il momento, poi magari torniamo se qualcuno ha anche domande da fare. Pare una buona notizia, forse l'abbiamo sentita prima dei giornali, la leggeremo domani nei giornali o sentiremo il giornale radio questa sera o il telegiornale. Adesso volevo chiedere porre una domanda precisa anche all'avvocato Moschini. In merito alle azioni di responsabilità, che possibilità abbiamo di aggiungerle a tutte le altre azioni di recupero dei nostri fondi? Che consiglio ci dà e che orientamento? Sì. Poi sentiamo anche il parere di Righi. Scusate, avete sentito la domanda, no? Quindi sentiamo cosa ci dite Moschini in merito all'azione di responsabilità. Su Vicenza sappiamo appunto che all'ultima assemblea era appunto una questione all'ordine del giorno e è passato il no, cioè appunto non fare l'azione di responsabilità nei confronti della vecchia gestione. Sui giornali è anche uscito il perché, si è letto appunto chi aveva votato contro l'azione di responsabilità e quindi ecco appunto lo sappiamo. Naturalmente è una questione, adesso a giugno ci sarà il cambio del CDA e quindi sarà una questione che poi potrà nuovamente essere messa all'ordine del giorno e di conseguenza l'Assemblea ci si potrà appunto nuovamente pronunciare. Sì. Faccio una domanda perché penso che vogliate fare anche voi questa domanda. Ma noi, anche se hanno approvato di non fare l'azione di responsabilità, noi potremmo fare delle iniziative di gruppo, un esposto, qualcosa? Allora, diciamo che l'azione collettiva, che sostanzialmente è quella che i cittadini chiamano impropriamente class action, già si può fare sostanzialmente ed è la costituzione di parte civile nel processo penale, quella di cui parlava appunto poco fa il collega Calvetti. Adesso è in fase indagini.
Su Vicenza resterà in fase indagini ancora per parecchio tempo, l'ha dichiarato lo stesso procuratore di Vicenza una ventina di giorni fa, però appunto quando le indagini saranno terminate e come verosimile ci saranno rinvii a giudizio, gli azionisti danneggiati si potranno appunto costituire parte civile e chiedere nei confronti di tutti coloro che saranno appunto rinviati a giudizio, chiedere il risarcimento dei danni. L'azione di responsabilità è un qualcosa di diverso che può fare appunto quella di cui si è discusso nella scorsa assemblea, che può fare appunto il CDA attuale nei confronti del precedente. In Vicenza c'è Sono il CDA? Sì, è il CDA che delibera appunto, cioè l'assemblea delibera e poi il CDA la esercita formalmente appunto l'azione di responsabilità. Su Vicenza questo difficilmente accadrà, naturalmente l'assemblea è sovrana, quindi insomma si pronuncerà l'assemblea, però sappiamo che c'è una sorta di continuità tra i due CDA. Su Veneto Banca anche lì c'è continuità, però diciamo che è meno pronunciata rispetto a quello che c'è in Vicenza, tant'è vero che quando siamo stati ricevuti dal presidente e dall'amministratore delegato di Veneto Banca c'era stato detto appunto che avevano dato vita ad un tavolo tecnico deputato appunto a verificare se ci fossero appunto gli estremi per andare a fare un'azione di responsabilità. Se ne parlerà comunque appunto a maggio e quindi ecco, è importante essere presenti all'assemblea. Un'altra cosa interessante che ricordo, oltre all'azione collettiva di cui parlava poco fa il collega Calvetti, c'è anche per le azioni recenti, quindi sostanzialmente per gli aumenti di capitale 2014 e in alcuni casi quelli del 2013, c'è anche la possibilità di andare al giudibancario, che è appunto un'autorità che ha già condannato su ricorsi appunto che ho fatto io la Veneto Banca in 3 occasioni. Lì i tempi sono molto più brevi rispetto appunto a quelli dell'azione collettiva, perché da regolamento del giudibancario in 3 mesi si arriva appunto al verdetto tra l'altro che non è impugnabile dalla banca, è vincolante, quindi la banca se viene condannata ha 30 giorni di tempo per pagare, e devo dire che in tutti e 3 i casi in cui appunto la Veneto Banca è stata condannata ha già pagato l'azionista, ha già risarcito l'azionista. Quindi ecco, questa è una possibilità da non trascurare, soprattutto perché appunto non si devono aspettare anni, diciamo, ecco. Bene, grazie. Teniamoci preparati a fare le domande, perché facciamo un altro giro rapido di interventi dal tavolo e poi vogliamo sentirvi. Adesso c'è Stefano Righi che vuole fare un intervento integrativo. No, volevo puntualizzare un fatto. Io non sono d'accordo con l'avvocato Moschini, nel senso che secondo me il prossimo aumento di capitale della Vicenza, quello che deve cominciare domani, cambierà radicalmente la composizione della compagine azionaria, perché chi entra, lasciamo stare che valga 10 centesimi, poniamo l'ipotesi che va al prezzo massimo, non sarà così, ma facciamo che sono 3 euro, 1,5 miliardi sono 500 milioni di azioni. 500 milioni di azioni vuol dire che entrano contro 100, quindi il rapporto è 5 contro 1. E questa è gente, con tutto il rispetto, non gliene frega nulla. Non di voi, ma di quelli che c'erano prima. Allora vogliono entrare di loro soldi. Per cui la mia, non sono d'accordo con l'avvocato, e secondo me è una speranza in più per voi. Il nuovo CDA, i nuovi soci, è vero che devono mettere assieme il 2,5% per presentare la domanda, ma sono totalmente avvantaggiati, perché anche se tutti quelli che ci sono oggi, che valgono 100 milioni di azioni, votano no, e non è stato così neppure il 26 marzo, questi sono 5 volte di più e portano a casa tutto quello che c'è. Per cui l'azione di responsabilità della Vicenza, secondo me, a giugno con la nuova compagine, ha molte possibilità di essere fatta già dall'assemblea, quindi di dare carico al nuovo consiglio di amministrazione, che deve chiaramente essere completamente diverso da quello di adesso, pesante, deve esserci un senso di frattura, di discontinuità che finora non si è avvertito. Chi di voi era in assemblea a Vicenza il 26 marzo, sabato di Pasqua, ha
avvertito l'imbarazzo dell'attuale presidente. Imbarazzarsi di cosa? No? Che cosa stava difendendo? A me questo francamente ha lasciato... Si è astenuto lui, Dolcetta si è astenuto dall'azione di responsabilità. Certo. E volevo chiedere anche a Stefano Righi, dall'alto della sua esperienza così giornalista economico, ma è una battuta. Sarebbe da seguire la possibilità di fare un aumento di capitale sociale anche per noi soci martoriati, dato il valore così basso e simbolico dell'azione, o siamo cornuti e mazziati? Io a questa domanda non rispondo perché è sollecitazione pubblico risparmio, mi dispiace. Allora non la faccio. Ecco, e io credo che allora, a 10 centesimi al massimo perdo 10 centesimi. No? Quindi la risposta l'ha data. Non so, è chiaro che se io sono... Allora, dobbiamo uscire da un equivoco. Gli azionisti della Popolare di Vicenza o della Veneta Banca ve l'hanno detto per anni che la banca era vostra, ma vi hanno raccontato un fracasso di balle e voi ci avete creduto. Scusate, ma questa è la realtà. Siete stati azionisti di bassa minoranza e continuate ad essere azionisti di bassa minoranza, per cui quei soldi lì, ahimè, sono andati. Cioè non penserete, non crediate di ritornare a vedere il titolo Vicenza a 62,50 o la Veneto a 40 euro. Dimenticatelo. Se avete dei soldi e volete fare delle operazioni adesso è un altro discorso, ma quella roba lì è finita. Ma non è che prima la banca era vostra e adesso ci sono i cattivi che decidono, perché quelli di prima erano buoni, Grazie Righi. In attesa del rientro dell'avvocato Calvetti, chiedo all'avvocato Moschini un aggiornamento veloce prima di passare alle domande del pubblico su quello che è stato fatto a favore degli azionisti e i risultati ottenuti. Allora, sono state depositate le denunce in procura in relazione alle situazioni di entrambe le due popolari. C'è stato l'aggiornamento di cui parlava poco fa con la Calvetti, che è molto importante, e quindi naturalmente continuiamo a lavorare anche su quel fronte e stiamo in attesa dei nuovi sviluppi. Per quello che riguarda invece, vi parlo ancora un attimo del giudice bancario, perché è un qualcosa che immagino pochi di voi conoscono. Ci sono appunto state queste 3 condanne nei confronti di Veneto Banca, che è stata condannata a risarcire circa il 40% dei soldi investiti da 3 diversi azionisti, e questi soldi sono appunto stati già versati. Vi ricordo, si può andare al giudice bancario, operazioni acquistate al massimo da 2 anni, 3 anni se è stato fatto un reclamo, ci si può andare cioè si possono fare richieste di risarcimento di danni per non più di 100.000 euro, e è un provvedimento appunto che una volta emesso ha efficacia vincolante per la banca. I tempi sono appunto molto, molto brevi, nel giro di qualche mese si arriva appunto al provvedimento. Arriviamo subito, immediatamente, lei è il primo a intervenire. Chiedo all'avvocato Calvetti un aggiornamento sui numeri. Volevo aggiungere solamente un'altra cosa sul discorso del falso bilancio, che appunto è molto importante, perché sostanzialmente apre la strada alla responsabilità della società di revisione, che è responsabile civile per entrambe le banche. Quindi appunto abbiamo la Pricewaterhouse per Veneto Banca e la KPMG per Vicenza. Se i bilanci effettivamente verranno tirati falsi, come pare appunto che la situazione stia evolvendo, anche questi 2 soggetti, che sono molto più capienti rispetto alle 2 banche, potranno essere condannati appunto a risarcire i danni, e questo per gli azionisti appunto sarà molto importante, perché si potranno andare ad aggredire i patrimoni di queste due società, che sono appunto delle multinazionali infinitamente più grandi e infinitamente più patrimonializzati delle nostre popolari venete. Grazie. L'avvocato Calvetti ci aggiorna sui numeri e poi iniziamo le domande. Qualcuno di voi forse sa già, perché avendo partecipato, credo face note, ormai amici quasi, c'è questo aspetto che è imbarazzante, da un certo punto di vista mi blocca anche nel prossimo futuro ad accettare altri incarichi, perché
per un fatto proprio di coerenza, perché sta succedendo una cosa, ripeto, estremamente imbarazzante. Siamo in 200.000, giusto no? Ma vi sembrerà incredibile, ma non arriveremo neanche al 7-8% nella richiesta di risarcimento. Questo ridimensiona in maniera fortissima l'esborso di questi farabutti. Ma perché questo? Perché il 62% deve soldi alla banca. Ha comprato le azioni, ma deve contemporaneamente restituire soldi alla banca per il mutuo della casa, per il finanziamento delle aziende e quant'altro. Altri, affrontare le spese di un avvocato, dopo aver avuto una sconfitta di questo tipo, chiaramente non se la sentono e non gli si può dar torto, se non ci conoscono ovviamente. Perché, come credo si sappia, anche i giornali ne hanno parlato, noi facciamo parte di un sindacato nazionale degli investitori di borsa e agiamo soltanto sul risultato, cioè su una percentuale laddove il risultato si ottenga, e cioè possiate riavere i vostri soldi. Per cui quelli che devono restituire i soldi alla banca, quelli che non sanno che è possibile sfruttare determinati professionisti, altri che sono purtroppo le persone più deboli, che sono gli anziani, che nascondono anche ai propri figli le proprietà, in questo caso delle azioni della banca. Tutto questo fa sì che più si allarga il cerchio, più l'esborso diventa importante, ma allo Stato quelli che io definisco dei truffatori farabutti, figli della massoneria, finiranno per pagare forse meno di quello che il governo sta stanziando per le 4 piccole banche. Perché se andiamo a fare i conti, i numeri, alla fine viene fuori una cifra veramente ridicola. Stiamo parlando di forse 2 miliardi contro i potenziali 23. Questo per farvi meditare sul fatto che sta succedendo anche una cosa incredibile. E questi farabutti lo sanno perfettamente, perché come abbiamo fatto noi le indagini per capire come mai a fronte di normali 20-25 mila casi che riceviamo per tutti gli altri default, Montepaschi, all'Italia, eccetera, ci domandavamo qua come mai ne abbiamo soltanto poche migliaia. Abbiamo fatto delle indagini attraverso i dipendenti delle banche, che sono diventati nostri clienti, nostri azionisti. Ecco che a questo punto ci siamo resi conto che questa è la situazione. È allucinante. Grazie. Apriamo pure le domande. Signore, se desidera. Sì. Il valore del recupero che sono state fatte delle 3 sentenze e quali erano le motivazioni per cui è stata accettata il rimborso? Risponde l'avvocato Moschini. Sì. Il valore del recupero e le motivazioni. Vieni, puoi stare in piedi? Io? No, stavo sistemando. Allora, la percentuale di recupero, la percentuale di risarcimento sull'investito è stata circa del 40%, allora in 2 casi circa del 25%, nel terzo caso del 40%. A valore? Allora, il terzo caso erano 25.000 euro e sono stati risarciti con 10.000. In un altro nei precedenti 2 casi, uno era 25.000 è stato risarcito con 5.000, 6.000, un altro erano 8.000 ed è stato risarcito con 2.500. C'è da dire che le azioni, allora io avevo chiesto l'annullamento del contratto e la restituzione dell'importo investito. Il contratto non è stato annullato, di conseguenza questi 3 azionisti sono ancora proprietari delle azioni e quindi le potranno naturalmente, eventualmente, se vorranno, vendere in borsa. Quindi insomma, ecco, hanno ancora le azioni e qualcosa potranno ancora ricavarci. Va detto che il giudice bancario in tutti e 3 i provvedimenti
ha appunto liquidato il danno in via equitativa, stabilendo in sostanza tenendo conto di quanto era stato pagato, di quanto l'azione era stata pagata e del valore dell'azione. E di conseguenza questo è interessante. Paradossalmente il fatto che l'azione scenda di molto è un qualcosa di favorevole, perché naturalmente più si abbassa il valore dell'azione e maggiore è la perdita subita, e di conseguenza maggiore è la perdita subita, maggiore sarà anche il risarcimento. Quindi adesso le azioni andranno collocate in borsa, il loro valore si abbasserà di molto, e di conseguenza dove il giurì andrà ancora a condannare, andrà appunto a condannare per una cifra inferiore. Io nell'ultimo mese ho fatto partire circa 150 reclami, che appunto sono l'atto che si fa in via preliminare rispetto al ricorso al giurì bancario. Al reclamo segue il ricorso al giurì bancario, e per tutti questi ricorsi al giurì bancario, quando ci saranno i provvedimenti, le azioni saranno in borsa. Vicenza, ad esempio, se andrà diciamo non a 0,10, non a 3, diciamo a 1,50, il valore appunto intermedio, appunto in quei casi lì il risarcimento sarà di molto maggiore, poi le azioni varranno molto di meno. Scusi, questi tre persone che hanno avuto recupero, cosa hanno dimostrato? Che erano adesso vi dico che cosa sta chiedendo, così poi lo sentite tutti, va bene? Allora, quali sono le motivazioni per cui la banca è stata condannata, vuole sapere? Allora, diciamo che in sostanza la banca è stata condannata in quanto è stata ritenuta responsabile di non aver informato in maniera corretta l'azionista. Le informazioni non fornite erano diversi nei tre casi, ma sostanzialmente la banca appunto aveva negato, non aveva informato in maniera appunto precisa l'azionista. Sull'aumento del capitale del 2014, secondo me c'è veramente la possibilità di riuscire a ottenere i risarcimenti per tutti gli azionisti, anche dove la banca, magari anche dove i documenti contrattuali sono in ordine. Quelle lì sono azioni che sono state vendute per Veneto Banca a 36, per Vicenza a 62,50, e 6 mesi dopo, da 36 sono passate a 7, e da 62 sono passate a 6. Quindi lì naturalmente magari la banca può aver anche informato di tutto, però mi ha venduto un qualcosa che 6 mesi dopo si è deprezzato, in un caso dell'80%, nell'altro del 90%, quindi secondo me con lo stesso CDA, il 50% dello stesso CDA. Quindi sì, lì secondo me c'è veramente la possibilità di riuscire a recuperare i soldi in quasi tutti i casi. Calvetti, prego. Sì, no, lo dicevo, allora, no, sì, la precisazione l'avevo già detto. Comunque il ricorso al giurì bancario si può fare per azioni acquistate negli ultimi 2 anni o negli ultimi 3 anni, se è stato fatto un reclamo. Quindi ecco, diciamo che il lato È chiaro, scusate, è chiaro questo concetto? No, ho capito che anche per me non è chiaro. Spiegalo bene cos'è questa entità dell'Ombudsman e perché si può fare entro 2 anni, per favore. Allora, si può fare il ricorso al giurì bancario o Ombudsman solamente per azioni acquistate negli ultimi 2 anni o obbligazioni convertibili acquistate negli ultimi 2 anni, perché lo stabilisce il regolamento del giurì bancario. Quindi attraverso un legale, giusto? Si può fare questo ricorso per azioni comprate entro 2 anni o 3 se è stato fatto un al di reclamo in sotto mezzo. dell'importo nel 2014. Il risarcimento massimo che si può chiedere è quello di 100.000 euro. In sostanza è una via che si può seguire per gli aumenti di capitale 2013 in alcuni casi, 2014 sempre. Questo è chiaro, no? Per gli azionisti che hanno le azioni date 14. No. Al giurì bancario non ci si può andare, si può fare dell'altro. Questo percorso non si può fare, si può fare l'azione legale. Prego, s'accomodi. C'è il signore prima, dopo di lei. Buonasera a tutti, mi chiamo Lorenzo. Volevo rivolgere una domanda all'avvocato. Sì, lei ha parlato proprio ultimamente. Come potevamo sapere noi che c'erano delle persone che si davano da fare per tutelare i nostri interessi o cose del genere? Perché io, fatalità, ho
conosciuto l'avvocato Moschini su Facebook, c'erano delle propagande, cose del genere, pur avendo chiesto in banca, perché lei ha fatto un esplicito riferimento a del personale bancario che si era rivolto a lei. Ex. Però tanti dipendenti anche attuali. Tanti dipendenti anche attuali ci mandano le loro vittime, perché purtroppo si rendono conto di aver contribuito anche loro insieme con le istruzioni dei vertici a portare via i soldi. Sono pochi però questi. In che senso sono pochi? I dipendenti che hanno agito in questo modo, direi che non sono proprio pochi. Che li mandano da lei per dire... No, sono abbastanza. Beh, nella realtà dove sono io, queste informazioni Tutto tace. non sappiamo fare. Poi volevo fare un'altra domanda. In quale sistema criminoso hanno sperperato tutti questi soldi? Se ci dà un'idea, non lo so, chi di voi. Sì, una domanda un po' interessante. Beh, allora, prima di tutto, quello che macroscopicamente è apparso dai documenti che siamo riusciti ad avere per il momento, perché teniamo presente che l'istruttoria è tuttora in corso e, come è noto, l'istruttoria penale non consente l'accesso a nessuno. Comunque quello che si sa in via diretta è che hanno effettuato negli anni, ma parliamo di tanti anni, con costanza, pervicacia e quant'altro, hanno fatto prestiti a soggetti che si sono resi insolventi, parenti, amici, solite storie. Poi hanno fatto acquisizioni completamente sbagliate. Veneto Banca all'estero, Popolare di Vicenza in Sicilia per interessi evidenti, inutile dirlo, insomma, che Zollin ha trattato le sue terre in Sicilia insieme con Nuova Banca, no? E poi via di seguito con una gestione in perdita, coprendo i debiti e coprendo le perdite, raccogliendo e rastrellando i soldi presso di voi, prestando i soldi al 2% e pagando interessi per le obbligazioni al 4%, proprio quanto di peggio possa poter fare un imprenditore. Ricordo che tra le disgrazie che dobbiamo sopportare per i feriti della Banca Popolare di Vicenza è il 1,5 milioni di ingaggio di Iorio e 2 milioni di stipendio, che se avessero fatto il commissario non sarebbe costato così. Quindi anche quello mi piacerebbe capire come possiamo opporci a una cosa di questo genere. Qualcuno vuole intervenire? Sono comodi, grazie. Volevo aggiungere, Fino non se mi arriva. permette, una cosa alla risposta dell'avvocato, ma alla domanda del signore, cioè che fine hanno fatto questi soldi? Questi soldi qui, il valore delle azioni era un valore che, come sapete, viene determinato da un perito di parte, cioè io pago lei e lei dice quanto valgono i miei averi. Se a me non va bene, scelgo l'altro signore, è ovvio, c'è un chiaro conflitto di interesse. Ma questo per dire che, contravvenendo alla regola semplice della formazione del prezzo, il prezzo è dove la domanda incrocia l'offerta, questo lo facevano solo loro, hanno creato una catena di Sant'Antonio. Cioè, quindi una parte dei soldi dove sono andati? Nuovi azionisti mi permettevano di liquidare i vecchi azionisti che andavano via. Sì, no, ma per esempio, uno su tutti, la barzelletta di Vespa, no? Che poi è apparso anche domenica scorsa. Allora si è inventato la storia che lui la richiesta di vendita l'aveva effettuata nel 2010, quando dalla documentazione già in possesso della procura questo non è assolutamente vero, perché quando venivano fatte le richieste venivano riportate nel registro cronologico e questo non compare. Ma quello che fa ancora maggiormente incazzare è che non è solo la bugia che nel 2010 ha fatto la richiesta e nel 2013 le ha vendute, perché nel 2010
anche qualora avesse fatto la richiesta, lui aveva 6 milioni e mezzo, quando nel 2013 gli erano liquidati 8. Cioè questa è la cosa che è più incredibile. E tutti zitti noi, tutti zitti. Chi di voi era all'Assemblea di Veneto del 2014? Ve lo ricordate Roberto Bettega? E lui non è che ha venuto. Eppure non c'è più Recioci. Quindi se nel 2014 era in assemblea, e com'è? Erano invitati perché i Juventini, perché la Delta Masca sponsorizzato dai Juventini. No, lei si dimentica che Bettega ha detto che lui aveva i genitori di Feltre, quindi nella zona si sentiva Veneto dentro. Prego. Io, professionista, voglio chiedere informazione se in questo giurì rientrano anche le obbligazioni, le famose, mi sembra poche conversioni di obbligazioni in azioni fatte a banca. Sì, certo, sono state... Prima del 2014. No, allora, questa è una domanda che mi è stata fatta già in diverse occasioni, cioè se i 2 anni iniziano a decorrere da quando sono state acquistate le obbligazioni convertibili, quindi dalla data di sottoscrizione dell'obbligazione convertibile o dalla data di sottoscrizione. 17. O dalla data di sottoscrizione. Non decorre dalla data di conversione, perché la facoltà per la banca di convertire l'obbligazione è contemplata appunto dal prodotto che si va a sottoscrivere. Di conseguenza, se io ho comprato un'obbligazione convertibile nel 2014 convertita nel 2015, i 2 anni iniziano a decorrere dal 2014, da quando l'ho sottoscritta, non da quando l'hanno convertita. Sarebbe stato interessante effettivamente poter sostenere questa tesi, ma non è sostenibile perché su una materia analoga il giurì si è già appunto pronunciato nel senso appunto che le dicevo, cioè se c'è una facoltà per l'emittente prevista dal contratto, i 2 anni decorrono dal contratto, non da quando quella facoltà viene esercitata. Sì, certo. Però io dico che la conversione è stata una conversione fatta ad arte. Certo. Venduta al Certo. 45 e convertita al 39. Ma certo, ma infatti quello Sì, è la furbata non dimostrabile, però certo, quello è un prodotto assolutamente peculiare che appunto è stato venduto dalle 2 banche popolari venete. Sappiamo anche le modalità con le quali è stato venduto, cioè non venivate assolutamente informati sul fatto che era un'obbligazione che la banca poteva convertire a sua discrezionalità quando voleva, neanche ve lo dicevano quando ve le facevano sottoscrivere, dicevano semplicemente sono obbligazioni, come mettere i soldi nel cassetto, sono sicuri e tutte queste cose qua. Venendo però appunto alla sua domanda, devo appunto ripetere quello che dicevo, cioè non è dalla data di conversione che decorrono i 2 anni, ma è dalla data di sottoscrizione. Soddisfatto? Ma non rimborsato purtroppo. Prego. Sì, io ho una domanda penso per i 2 avvocati, una per Moschini e una per Carletti penso. Quella per Moschini è se facendo il discorso verso il giurì preclude il discorso verso la magistratura. Se le 2 cose sono compatibili o se sono invece disgiunte, cioè se io faccio una non posso più fare l'altra. Poi una che penso se risponde all'avvocato Carletti, che sarebbe quella delle associazioni, che ci sono tutto l'insieme delle associazioni che stanno proponendo l'incontro, ma io parlo per Veneto Banca, poi magari sarà anche per quella di Vicenza, l'incontro fra le associazioni e la banca stessa, escludendo in questo caso la magistratura, cioè un accordo amichevole, diciamo, extra, che stanno portando avanti questo discorso qua per vedere se riescono a tirare fuori qualcosa mettendosi d'accordo io e te banca, una transazione così amichevole. Allora ci sono queste 2 cose qua, una per... Grazie, è state domande molto chiare. Prima Moschini. Allora, velocissimo, può fare il ricorso al giudice bancario, può fare la costituzione di parte civile nel processo penale. Il ricorso al giudice bancario non le preclude assolutamente niente, può fare quello che vuole. Grazie. Allora, le associazioni che stanno assistendo un po' tutti gli azionisti, dove chiaramente poi ci siamo anche noi, in realtà stanno rispondendo soltanto a delle prese per il culo di Bolla, che sta cercando in qualche modo di
abbassare un po' i toni, perché stanno anche loro lottando per trovare chi gli dà i soldi per quotarsi, per l'aumento di capitale per quotarsi in borsa. Per far questo ha diciamo, lanciato l'idea di incontrare le parti sociali, cioè i responsabili delle associazioni, per trattare. In realtà non ha niente da trattare perché non c'è una lira, quindi è tempo perso. Questo è quanto. Poi le chiacchiere purtroppo sui giornali, d'altra parte non sanno neanche più cosa scrivere su questa vicenda, perché è stato scritto di tutto, e per continuare a scrivere qualcosa niente di meglio che riportare delle dichiarazioni di chi vuole che queste dichiarazioni vengano riportate, per far finta o far credere di voler definire o sistemare un po' le posizioni. È singolare il fatto poi che queste dichiarazioni vengano fuori sempre nell'imminenza di importanti appuntamenti. Adesso c'è l'assemblea appunto a maggio, un mese prima abbiamo il presidente che dice incontriamoci, parliamo, quando poi in realtà noi che lo vediamo proprio anche appunto dal punto di vista pratico, i fatti stanno andando in maniera assolutamente diversa. Voglio ricordare il caso delle aziende che avevano appunto gli affidamenti, i fidi per importi rilevanti, per milioni di euro, che avevano a garanzia dei fidi le azioni delle stesse banche popolari che avevano i fidi. Adesso appunto le garanzie sono venute meno perché le azioni che valevano appunto nel caso di Veneto Banca 39 euro adesso valgono 7, e di conseguenza appunto la garanzia del fido è venuta meno, e la banca sta appunto chiedendo o la ricostruzione della garanzia, e quindi chiede le quote delle stesse società, oppure appunto minacce di ritirare i fidi, e questo appunto avrebbe delle conseguenze devastanti, perché naturalmente salterebbero proprio delle imprese. Quindi abbiamo da una parte Bolla che dice parliamo, facciamo le conciliazioni quando manca un mese all'assemblea, e dall'altro abbiamo appunto le minacce con cui la banca chiede appunto i rientri dei fidi o la ricostruzione delle garanzie che sono venute meno non per fatto o colpa imputabile al soggetto che l'aveva prestata, ma è venuto meno perché appunto la garanzia c'erano le azioni che la banca aveva messo lì, la garanzia del fido, in conflitto di interesse poi tra l'altro. Sì, faccio io una domanda. Nel caso che alcuni dipendenti della banca o alcune relazioni tra la banca e il cliente correntista, la banca abbia invitato a comprare delle azioni dicendo ti do io l'affidamento per comprare le azioni, e questo ha comprato le azioni, cosa succede? Perché la banca chiede di ritorno il valore delle azioni comprate a 62, adesso le azioni valgono 0, questo ha perso il valore delle azioni e anche il fido, e robe da... Sì, lì appunto quelle sono appunto le situazioni più delicate, con tutto il rispetto naturalmente per le famiglie che magari hanno investito gran parte dei loro risparmi in queste azioni. Su quel fronte devo dire fortunatamente stiamo riuscendo ad avere un dialogo che pare proficuo con i legali delle banche, che sanno che appunto quelli sono casi che poi noi possiamo far uscire sui giornali, possiamo appunto occagionargli un gravissimo danno d'immagine, e quindi fortunatamente su quel fronte lì stiamo riuscendo a discutere, e naturalmente speriamo di riuscire ad arrivare ad un allungamento dei termini dei fidi, e nel fatto appunto che la banca non chiederà né il rientro né la ricostruzione della garanzia. Calvetti, a proposito? Il reato è quello di estorsione, sono già tutti iscritti nel registro degli indagati i dipendenti che sono stati indicati dagli azionisti che hanno fatto l'esposto con noi. Reato di estorsione, poi c'è quello di truffa, che è quello per la vendita delle azioni gonfiate. Chi risponde? Risponde la banca ai sensi del 2049, come qualsiasi imprenditore risponde nei confronti del proprio dipendente quando agisce ovviamente nell'interesse proprio o della banca. Quindi, per carità, tutte responsabilità, tutte possibilità di recuperare i nostri soldi anche da questo versante qua, soprattutto se andrà in borsa, perché se va in borsa troverà altri, scusatemi se lo dico, ma altri fessi, perché comunque la gita finisce lì. Cioè non è che adesso questo Atlante, che è come se fosse il papà buono che mette i soldi con tutte le banche, vengono e salvano la banca. Questi non salvano un cazzo, questi mettono i soldi soltanto di passaggio
perché poi le azioni, le quote non le vendono in borsa, trovano il resto d'Italia che gli compra le azioni con un 10% di ricavo sopra e ci hanno fatto la cresta. Cioè questa è la fine della gita. Non è che ci aspettiamo che queste banche siano lì per aiutare il governo, per aiutare qualcuno, è tutta una finzione, è tutta la solita massoneria. Atlante non è un cavaliere bianco, l'abbiamo capito. Chi fa la prossima domanda? Pare che problemi ce ne siano, approfittatene. Siccome è una cosa che riguarda tutta la popolazione, volevo sapere se sono state invitate le televisioni locali, il mattino, i giornali, eccetera, perché non vedo niente. Questo è... Ah, ecco, volevo saperle perché... Stasera dice qui? Sì, perché, scusi, siccome tutti guardiamo le televisioni, eccetera, credo che questa assemblea, c'è tanta gente, però se venivano invitati come sono in piazza, eccetera, a sentire tutti quanti le televisioni locali, avrebbe più effetto nella Ha persona. perfettamente ragione, rispondo io che mi occupo della comunicazione. Sono sempre stati invitati. Abbiamo invitato anche le televisioni per venire vogliono un fee, non possiamo pagare un fee perché vengano, i giornali non vengono, facciamo notizia. E questa è la notizia, non facciamo notizia. Avanti, la prossima. Niente, io sono possessore di 300 quote, quindi sono riuscito a svincolarmi di 300 quando ho capito un po' il settore, essendo anche un professionista, e quindi sono riuscito, ma vale la pena, trascinandomi fuori. Sono restate, cosa mi consigliate? Che sapete che il valore della banca praticamente è zero. Si sta al procinto di aumento di capitale, e quindi possessore di piccole quote, come nel mio caso, che è un appoggio di denaro senza vincoli, io posso prendere dalla banca anche per principio e uscirmene via. Cosa ci consiglia di fare? Perché la perdita è di circa 9.000 euro. Iscrivere l'azione collettiva? Sì, appunto, io è la prima volta, non chiedo qui con... Facciamo dalla risposta. Allora, come dico sempre, io ho clienti che hanno 15, anche 30 milioni di euro di azioni. È tutto relativo a questo mondo, perché ho anche delle famiglie meravigliose che avevano 10.000 euro e le hanno tutte lì. Quindi, voglio dire, se lei pensa di voler restituire dignità ai soldi che ha investito, non deve fare altro che sottoscrivere l'azione collettiva con noi e a quel punto attendere nella sua mail notizie che man mano le verranno riferite. Qualcun altro? Sono tutti e tre indirizzi validi per iscriversi? Sì, confermiamo. Mi pare che Bruno Manno mi volesse fare una comunicazione. Diamo il microfono, la fai direttamente. È un'informazione aggiuntiva alle azioni che si stanno facendo. Salve. Allora, intanto non è per far polemiche, dobbiamo solo ringraziare chi ci ha chiamati. Il fatto che emittenti, giornali, eccetera, siano disinteressati, forse è anche colpa nostra, perché bisognerebbe scrivere più spesso ai giornali. Io sono uscito 4-5 volte sul Panorama piuttosto che sul Mattino o Striscia la Notizia. Quello che vorrei chiedere io ai presenti è come mai non siamo mai andati come le quattro banche a Roma. Io ho partecipato all'incontro con un'associazione con la commissione d'inchiesta regionale e l'ho detto chiaro e tondo che rispetto agli amici delle quattro banche, i soci delle quattro banche, noi siamo veramente dei polentoni, perché è vero che il 62% non può fare nulla perché hanno questi interessi commisti con le banche, però tutti gli altri dove sono finiti? C'è stata una manifestazione a Montebelluna 2 venerdì fa, è stata molto partecipata nonostante un tempaggio eccetera. Alle 6 della sera Veneto Banca aveva già detto trattiamo. È logico che non trattiamo perché il 5 si deve andare in assemblea, quindi sono chiacchiere pacifiche. L'informazione che volevo dare è che venerdì 15 scorso
voi avete visto, c'è questo comitato di Don Torta che anche i presenti conoscono, c'è il patriarca di Venezia che ha coperto questo povero vecchiotto molto generoso, però è uscito il vescovo di Udine, è uscito il vescovo di Vicenza, perché anche il clero ha investito moltissimi quattrini in queste operazioni mannate. Però ecco, il 15 la conferenza episcopale del Triveneto, quindi dobbiamo anche ricordarci che il Friuli è stato taglieggiato in maniera molto importante da queste crisi bancarie, anche loro polentoni risparmiano, mangiano polenta, mettono i soldi in banca e alla fine si sono trovati che non era neanche il sacchetto della polenta. Ecco, diciamo che la conferenza dei vescovi si è espressa unanimemente, io ho mandato anche qualche comunicato in questi giorni, contro il dissesto delle banche, invitando alla solidarietà, che è il messaggio che hanno le popolari in primis, ma anche a operare con correttezza e onestà. Quindi io credo che ognuno di noi, a prescindere che abbia un'azione o 100.000 azioni, perché attualmente il fondo mi pare a bilancio c'è di 88 milioni per i rimborsi di queste quote. Sapete che insomma c'è gente che ha 45 milioni, 40 milioni di euro, quindi se adottano criteri strani, con quei soldi liquidano due grosse ditte e noi restiamo a piedi. Però ecco, l'invito che mi sento di fare è che ognuno di noi può fare qualcosa veramente di più, ovvero sia scrivere ai giornali, premere presso amici o dare anche idee alle associazioni piuttosto che agli studi legali. Una domanda ce l'ho anch'io, Paolo. Ora, abbiamo sentito esordire che oggi il dottor Cappelleri ha mandato le prime comunicazioni dicendo che le pratiche stanno correndo. Noi invece, che siamo con Veneto Banca appoggiati nelle nebbie romane, non abbiamo nessun tipo di notizia, se non che un magistrato è stato promosso e ha cambiato sede o è andato in Cassazione, cose del genere, che ci sono vari scatti di proroghe delle indagini. Per fortuna Cappelleri credo che non verrà promosso e quindi porterà a termine la sua inchiesta, perché anche quello è un sistema, come avete visto in Veneto Banca, avevano già gli agganci col colonnello della finanza di Treviso, questo e quell'altro, quindi sono stati tentacolari. Ecco, corriamo, dico avvocato Calvetti, Moschini, il rischio che anche a Roma con questi continui trasferimenti eccetera, le indagini vadano a prolungarsi all'eterno e che magari si vada in odore di prescrizione ancora prima che parte una bollata. Grazie Bruno, sentiamo l'avvocato Calvetti. Allora, vabbè, innanzitutto la cosa più interessante, che è quella della Procura di Roma. So per certo che i tre sostituti procuratori che sono stati incaricati stanno lavorando moltissimo, sono venuti a Treviso anche l'altro giorno a raccogliere altra documentazione che era stata depositata, perché comunque ha avvocato a sé tutti i reati, anche quelli di truffa, se li ha portati via tutti a scanso di equivoci, a dispetto di quello che non ha mai fatto la Procura di Treviso da 3 anni a questa parte. Per quanto riguarda il resto, ovviamente nulla in contrario su partecipare a manifestazioni, uscire coi vescovi, partecipare a tutte queste bellissime cose. Premesso che quando mi si dice che i vescovi hanno investito in azioni, la cosa già mi fa schifo, quindi lasciamo un attimo aperta e chiusa questa vicenda. Ma però ci siamo resi conto di che cosa serve andare a manifestare, che cosa porta. Cioè, pensiamo soltanto al nostro sindacato, non manifestano neanche più loro, non scioperano neanche più loro, si va in piazza solo per farsi prendere per il culo, perché purtroppo è così. La politica e la massoneria finanziaria non ti considera minimamente, non sei nessuno, sei stato spremuto, sei vuoto come un cane, resta dove sei, vieni in piazza, fai casino. Siccome sanno tutto in modo anteriore rispetto a quello che succederà, il bolla della situazione ha fatto uscire i dipendenti un'ora prima rispetto a quando era programmato la manifestazione della piazza. Cioè, andare in piazza non serve assolutamente a niente, ma proprio a niente. Volevo richiamare la vostra attenzione su questo punto. Avete visto le scene di fronte alla villa di Tonini? La polizia, invece di sostenere i manifestanti, i feriti, noi cittadini, è andata contro i manifestanti.
Sembra quasi che difenda le proprietà e il comportamento di Zonin, ma è un paese in cui il comportamento delle azioni di polizia, comandi che ricevono dall'alto o le linee politiche ci devono far riflettere. Noi dobbiamo unirci, dobbiamo rimanere uniti, dobbiamo giustamente fare le azioni. E al Vinitali? Il più grosso stand e il più accreditato di tutti era quello di Zonin. 4 pensionati con 4 cartelli che hanno manifestato fuori, non li hanno neanche fatti entrare. Ma di cosa stiamo parlando? Sembra quasi che dovesse essere messo e fatto diventare imperatore dopo quello che ha combinato. Non so. Vabbè, sulla polizia che ha difeso la vita di Zonin, quello francamente penso che la polizia non avrebbe potuto fare altro. Chiaramente Questo è il significato simbolico, dicevo certo, io. Poteva dimostrare uova e pomodoro non fanno nulla, però io non mi voglio aprire una senz'altro, però insomma sì, non andrei a focalizzarmi su questioni di questo tipo. Io ho registrato un fatto da osservatore partecipante, non è una critica, è un'analisi. Il discorso del Vinitali mi sembra invece più interessante. Non so se Zonin effettivamente ci fosse lì proprio presente. Credo di no, perché da quello che so è in Sudafrica adesso. Ma comunque sì, il fatto che il Vinitali si è autostradale, è andata a Malindi. Comunque sì. Malindi in Kenya. Malindi in Kenya, sì. Allora, per non tediare le persone, se non c'è nessuno che vuole intervenire, sì, grazie, venga, altrimenti io faccio una conclusione. Bene, accomodatevi. Da più parti si sa che Zonin ha comprato tutta licenza, che il procuratore ha il figlio sposato con la figlia della procuratrice del Palermo, che adesso è l'amministratrice del Zonin, insomma cose da dire. Che probabilità ci sono che la causa penale finisca in prescrizione? A Vicenza il danno al 99%. Quindi se l'azione civile si innesta sul penale, cosa succederà? Tra 4-5 anni ci diranno sì, tutti colpevoli di tutto questo, ma è caduto tutto. E volevo anche fare una domanda tecnica, nel senso, per la legge dello sbilanciamento, chi dopo il 2007 avesse avuto tutto in azioni a Banca Popolare di Vicenza, magari ereditate, non acquistate da lui, ma fossero tutti i suoi risparmi, e gli avessero anche venduto di più anche alle subordinate senza avvertirlo di niente, si può andare come risparmiatore davanti al gran giurì facendo una causa personale, una testata, una richiesta, ed eventualmente associarsi anche a una causa come azionista? Chi risponde? Questa risponde lui, io volevo soltanto... Allora, problemi di prescrizione non ce ne sono assolutamente, perché siamo ben lontani, il falso in bilancio parliamo di 12-15 anni, quindi siamo tranquilli. Sul fatto delle vendite, allora tutta la documentazione che la Gabanelli ha utilizzato domenica sera l'abbiamo trasmessa a noi perché abbiamo fatto televisione di tutti, anche dell'ultimo dei sindaci che è passato negli ultimi 15 anni. Siamo tranquilli nel senso che sono tutte coperte da sequestro, quindi tutto quello che passa al figlio, alla moglie, al bambino, eccetera, eccetera, problemi non ce ne sono assolutamente. Ma ripeto, quello che noi dobbiamo cercare di recuperare, non possiamo pensare di recuperarlo sui beni di Zonin o sui beni dei dipendenti, vogliamo che vengano tolti dalle mani di questi farabutti, su questo è pacifico, e possibilmente che finiscano di fare gli imprenditori e gli amministratori per tutta la vita. Ma quello che ci interessa è sapere che c'è stata una certificazione falsa dei bilanci e che la società che ci ha indotto all'investimento o a mantenere l'investimento, perché vedete, ovviamente le certificazioni precisavano che il valore delle azioni erano coerenti e corrette con i valori patrimoniali, questo evidentemente è quello che vogliamo noi, cioè recuperare i soldi da chi ci ha ingannato, chi ci ha truffato, chi ci ha estorto i soldi, eccetera. Se si può, si deve togliergli tutto quello che ha, ma con quei beni lì non ci soddisfiamo. È pacifico questo. D'accordo? Sì, il giurì bancario, signora, sarà noioso, ma devo tornare a quello che dicevo un quarto d'ora fa. Il giurì bancario solo per azioni acquistate recentemente, 2-3 anni al massimo. Può spiegare
Sì, allora il decorso dei 2 anni è interrotto da quando si fa il reclamo, ok? Quindi se io ho comprato le azioni il 1° giugno del 2013 e ho fatto un reclamo alla banca entro i 2 anni, quindi ad esempio 1° giugno 2013, 31 maggio 2015, io ho interrotto il decorso dei 2 anni. Dal 31 maggio 2015 decorre 1 anno, che è il secondo termine che abbiamo. Quindi abbiamo il termine di 2 anni dall'acquisto delle azioni e il termine di 1 anno da quando ho fatto il reclamo. Quindi azioni comprate il 1° giugno 2013, il reclamo il 31 maggio 2015, sto dentro i 2 anni, devo fare il ricorso al giuria entro il 30 maggio 2016 e sto dentro all'anno da quando ho fatto il reclamo. Se non ho fatto il reclamo sono passati 2 anni, quindi... Sì. Chiaro, grazie. La signora. Sì, una precisazione che forse mi è sfuggita. L'azionista che ha acquistato prima del 2014, preclusa la possibilità di andare dal giudice bancario, voi proponete semplicemente la costituzione di parte civile nel processo penale e azioni di risarcimento danni che avete già promosse. Scusi, la interrompo solo un attimo, preclusa la possibilità di fare il ricorso al giudice bancario se non è stato fatto il reclamo, certo. Come azione di risarcimento danni avete già cominciato a promuovere un atto di citazione fondato su quali motivazioni? Caso per caso, andando a vedere il contratto sottoscritto dalle parti, come avete proceduto? Finché non sono depositati gli atti istruttori penali, che per Vicenza ci auguriamo sia tra giugno e settembre, per Veneto Banca probabilmente entro la fine dell'anno, non avendo le prove del falso in bilancio, quindi le prove concrete con perizie fatte dai periti nominati dal Tribunale, è inutile avviare qualsiasi atto di citazione. Noi, una volta accertata con la prova documentale delle perizie il fatto che sussiste l'aggiotaggio o il falso in bilancio, chiameremo nel giudizio penale il responsabile civile, e cioè la Consob, la Banca d'Italia e la società di revisione, e in quella sede chiederemo il risarcimento del danno. Ma siamo convinti che loro stanno facendo la conta, stanno vedendo quanti siamo, e nel momento in cui vedranno che siamo il 6-7%, non si faranno tirar dentro nel procedimento penale, ma verranno alla ricerca di transare. Questo è per quanto mi riguarda, la mia breve esperienza di 30 anni di lavoro. Matteo, vuoi dire qualcosa? No, sul fronte dell'azione collettiva è una cosa che sto seguendo il collega Calvetti, quindi... La signora. Buonasera. Allora, io sono la dipendente della Popolare di Vicenza. Buonasera. Buonasera. Nonché no, non sono azionista, non sono neanche socia. Sono anche sindacalista del centro servizi. E volevo fare una precisazione che ho sentito stasera su una cosa che non mi è piaciuta, ecco, quindi sono qua un attimino per fare una piccola precisazione. Tengo a sottolineare che come dipendente tantissimi colleghi, la maggior parte dei colleghi sono azionisti e anche soci, e quindi hanno preso la stessa fregatura che hanno preso gli azionisti non dipendenti. E quando sento parlare di dipendenti farabutti mi salta un attimo la mosca al naso, perché sinceramente, girando fra le filiali, le pressioni che hanno avuto i colleghi quando si sono trovati in certe situazioni è stata veramente tale. Quindi sinceramente, sia come sindacalista ma anche come collega, sarò sempre dalla parte dei colleghi. Posso finire? Quindi sinceramente ci sono colleghi che hanno ricevuto minacce, ci sono colleghi che sono stati aggrediti, ci sono colleghi che sinceramente si sono trovati in situazioni che hanno avuto pressioni veramente forti dall'alto. Quindi allora tutta la responsabilità con cui sinceramente sia da parte sindacale che da parte anche di tutta la parte dei
primi... Però signora faccia la domanda per favore, se è una domanda, noi le rispondiamo volentieri, però ci faccia la domanda. No, dico, ci faccia pure la domanda, non le No, rispondiamo. io la mia non era la domanda. Ah, non voleva fare la domanda? No. Ma allora venga qui se vuole parlare al pubblico. No, cosa c'è? Se non deve fare Io la ho domanda. solo fatto una precisazione Ok. da collega verso i colleghi. Ecco. Grazie, l'abbiamo lasciata parlare. Scusami Matteo se mi sono permesso. Allora scusate, innanzitutto complimenti per il coraggio, perché quello che ha detto è a dir poco vergognoso. Cioè io ovviamente non mi riferivo ai dipendenti, cassieri che hanno fatto il loro lavoro, il loro dovere, ma io mi riferisco a quelli che vi hanno messo le mani nelle tasche, che vi hanno portato via i soldi per evidentemente motivi di lavoro spinti da motivi personali, e limito qui il mio intervento. Dopodiché se oggi sono aggrediti io mi vergognerei e mi sarei già dimesso, come tantissimi si sono dimessi, quelli che effettivamente non sapevano, ma chi sapeva ed è rimasto in banca ed è stato trasferito nella giostra delle filiali per evitare di essere preso a male parole, di quelli purtroppo io dico mi vergognerei e basta, punto. Bene, grazie alla precisazione dovuta. Credo che tutti avessimo capito che l'affermazione si riferiva a chi ha compiuto il misfatto, non in generale. Quindi noi rispettiamo gli interventi di tutti. Scusatemi se io ho difeso chi stava parlando, era un fatto di educazione. Il moderatore deve fare anche questo. Adesso chiudiamo con un giro di tavolo, passiamo la parola a Moschini e poi concludiamo per istruzioni per l'uso con un messaggio di ottimismo da parte di Stefano Righi. La parola a Moschini, prego. Sì, allora, ricordo la questione dell'Assemblea di Veneto Banca del 5 maggio, che appunto è molto importante, quindi andate e votate. Se c'è qualcuno che non può andare e ha bisogno appunto di delegare, io se volete sono delegabile e quindi mi potete contattare. Per quello che riguarda i risarcimenti, stiamo lavorando, stiamo facendo il possibile appunto per recuperare i vostri soldi. Per quello che riguarda, diciamo così, il sistema paese, a me francamente questa operazione di Atlante, appunto oltre a suscitare interesse, perché appunto in Italia è veramente un qualcosa di innovativo che prima non c'era, secondo me qualche beneficio non solo appunto al sistema bancario, che naturalmente ne trarrà beneficio perché farà appunto dei profitti grazie ad Atlante. Ecco, credo però che assieme anche alla riforma del diritto fallimentare e appunto all'accorciamento dei processi, accorciamento dei tempi dei processi, credo che appunto possa fare del bene al sistema paese. Quindi ecco, cerchiamo anche di avere un po' di speranza. Insomma, so che è facile puntare il dito contro la politica, che molto spesso non ha fatto nulla di positivo, però insomma, secondo me le notizie di questi ultimi giorni possono essere considerate positive. Grazie Matteo. Prima di lasciare la parola a Stefano Righi, ricordo che l'unione fa la forza. Chi di voi è ancora solo cerchi di unirsi in azioni collettive, perché questo è il consiglio di uno di voi, perché da soli contiamo molto meno. Stefano, prego, qualche consiglio per l'uso senza... No, i consigli per l'uso... Allora, Atlante la penso come l'avvocato, anche secondo me è una cosa buona, anche perché, parliamoci fuori dai denti, se non ci fosse Atlante, Vicenza chiude domani mattina. Fine. Per cui arrivano, ci mettono i soldi, domani ne guadagnano di più, bene per loro, ma intanto la banca vive e, come diceva anche l'avvocato Calvetti all'inizio, è un bene per tutti. Abbiamo visto in America quando ha chiuso Lehman Brothers cosa è successo, è venuto giù tutto, e qui stiamo parlando della nona e dell'ottava banca nazionale, è bene che vadano avanti. E la speranza l'ha portata appunto l'avvocato Calvetti con le sue comunicazioni all'inizio, e io condivido assolutamente l'opinione di Pinton, assolutamente non mollare, mai, men che meno adesso, cioè fate valere fino in fondo in assemblea, davanti al giudice, davanti all'ombudsman, davanti al vigile, davanti a chi volete voi, le vostre ragioni, che sono tante, e
hanno ottime possibilità di essere accolte. Non mollate, ecco, è chiaro che se uno ha perso anche solo €1 gli dà fastidio, se ne ha persi 1000 o 10.000 gli dà 10.000 volte più fastidio, ma non mollate, non mollate. Il ragionamento che ha fatto Calvetti prima, cioè quel 62% che non agisce perché noi facciamo parte del 38% e io vi auguro davvero di andare fino in fondo e di recuperare il massimo che è possibile. Non fatevi prendere dal disappunto, dal fatto che ecco valevano 62,50, adesso sono 10 centesimi. Fregatevene, voi avete una ragione, portate avanti quella e non mollate. Bene, ringrazio. Scusa, scusate soltanto un attimo. Non so se avete potuto leggere oggi il comunicato stampa con riferimento all'offerta delle azioni, il prezzo, tutto quello che scrivono sulle difficoltà che ci sono state, sul fatto che è passata da 62 a 1, eccetera, eccetera, dove dice allucinante, tutto quanto. Poi alla fine mi è piaciuto questo passaggio, vorrei leggervelo, sono 2 righe, a chiusura. Con circa 40 miliardi di euro di attivo, 5.500 dipendenti ed una rete di 627 punti vendita tra filiali, negozi, finanziari, eccetera, distribuiti in tutta Italia, il gruppo Banca Popolare di Vicenza rappresenta la 10ª realtà bancaria italiana. Cioè, siamo a posto. Grazie a voi per la vostra presenza. Ricordo il libro di Stefano Righi, Il grande imbroglio. Sono delle note che ci possono aiutare a evitare gli errori che tutti abbiamo fatto. Buonanotte e alla prossima. Grazie a tutti.